Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, evidentemente tocca ribadire l'ovvio, visto il dibattito che sta prendendo piede in queste ore, e cioè l'ovvio è che, o sarebbe che, la battaglia, diciamo, contro il canone RAI o per la riduzione del canone RAI, che sta portando avanti in queste ore di negoziazione politica sulla legge di bilancio la Lega, è una battaglia squisitamente liberale, quindi squisitamente collocabile nella storia, nelle ragioni fondative, scusate, della coalizione politica di centrodestra. Appunto un'ovvietà che però evidentemente va ribadita. Qual è la notizia? La notizia è che la Lega ha presentato un emendamento alla legge di bilancio per, tra l'altro, cioè non è che come dire, è entrata a gamba tesa sul tema, una legge di bilancio che chiede il ripristino della riduzione del canone RAI da 90 a 70 euro, come era previsto nella manovra dell'anno scorso, e poi saltato all'ultimo, evidentemente non per volontà della Lega. Un intervento che ci sembra doveroso, è il commento dei parlamentari leghisti in commissione vigilanza RAI, anche alla luce del fatto che è ora per il servizio pubblico di migliorarsi senza gravare ulteriormente sui cittadini. Non ci fermeremo in questa battaglia, andremo avanti, qui è l'elemento politicamente interessante, con la sua progressiva riduzione fino alla definitiva abolizione, per favorire la transizione verso un'azienda in grado di stare sul mercato. Non esiste battaglia più liberale di questa. C'è una battaglia contro questa stortura, contro questo vantaggio concorrenziale storico, palese e probabilmente anacronistico che ha la RAI rispetto ad altre aziende radiotelevisive e mediatiche e informative, perché il concetto stesso di servizio pubblico di quando la RAI nacque evidentemente è diciamo per molti aspetti obsoleto, superato storicamente. Oggi i grandi gruppi televisivi che fanno informazione e approfondimento non fanno servizio pubblico, le grandi piattaforme anche della rete che fanno informazione e approfondimento non fanno servizio pubblico, non fanno un'azione di interesse e di stimolo al dibattito pubblico. È evidente che non ci si può nascondere dietro a un santino obsoleto, a un concetto superato di servizio pubblico. E poi, scusate, il canone RAI è una delle tasse più odiose di tutto il vasto caravanserraglio fiscale del sistema italiano. Cioè una tassa particolarmente odiosa per una serie di motivi. Potremmo definirla una tassa piatta in senso deteriore, però questa volta, non nel senso virtuoso della flat tax, nel senso che colpisce chiunque sia in possesso di un apparecchio televisivo o anche solo di un apparecchio, di un computer, di qualunque dispositivo in grado potenzialmente di trasmettere, quindi di trasmettere le reti RAI. Anche di tutti coloro che magari non hanno nessuna intenzione di guardare le reti RAI, che vorrebbero esercitare la loro libertà di scelta di utenti con quell'azione libera per eccellenza che consiste nel pigiare il telecomando non sulle reti RAI, ma sull'ormai vastissima offerta informativa, di intrattenimento che esiste nella TV digitale, nelle varie piattaforme. Cioè, non è affatto detto che chiunque oggi abbia un apparecchio televisivo, un dispositivo in grado di trasmettere, voglia vedersela la RAI, ma comunque se la deve pagare. E poi questa tassa colpisce in modo piatto indipendentemente dal reddito, nel senso che tutti pagano il canone RAI, che è quella cifra. E su questo sono sempre stati muti i soloni della progressività delle tasse, dei balzelli, della progressività fiscale che viene tirata fuori ogni piè sospinto contro la flat tax, invece contro il canone RAI non vale, cioè colpiamo tutti indistintamente. È infine una delle tantissime, la CGIA di Mestre l'ha quantificata in una quindicina, tasse patrimoniali che oggi già esistono in Italia. Questo tanto per dimostrare come gli aedi di una nuova patrimoniale siano completamente scollegati dalla realtà. Le patrimoniali esistono già, sono 15, il canone RAI è uno di questi, colpisce chiunque abbia un apparecchio in grado di trasmettere anche se non vuol vedere la RAI, colpisce indipendentemente dal reddito, fornisce altera la concorrenza editoriale
nel mercato televisivo dell'informazione in modo palese, fornendo un vantaggio clamoroso alla RAI che negli anni non è stato sempre comunque convertito in differenza qualitativa percepibile. Anzi. Quindi posso dire francamente che non capisco perché un partito che nasce con la parola d'ordine della rivoluzione liberale come Forza Italia si opponga a tutto questo. So per certo che la battaglia contro il canone RAI è una battaglia liberale, è una battaglia nell'interesse dei cittadini utenti. Speriamo che vada avanti. Grazie a tutti, a domattina con l'Election Day americano.